Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei tipi strani e questa sera vi voglio presentare un ragazzo che voi conoscete benissimo. È di ritorno, amici, pensate bene, Massimo, 30 anni, di Marsala. Ciao Massimo. Ciao. Allora Massimo, come mai sei ritornato qui a Stranamore Siciliano? Niente, siccome ho pensato di nuovo di venire a trovarti, no? Perché siccome avevo conosciuto una ragazza, no? A proposito, sì, tu hai conosciuto tramite Stranamore Siciliano, hai conosciuto qualche ragazza? Avevo conosciuto una ragazza. Sei fatto fidanzato naturalmente? Sì, siamo stati insieme, però visto che le cose non andavano, ci siamo frequentati circa 3 Vabbè, settimane. almeno ci avete provato, no? Sì, ci abbiamo provato, però vedendo che è diversa di me, ho lasciato stare, va. Qual è stato il difetto? Il carattere? Troppo diversi siamo. Caratteri diversi Sono praticamente. uno abbastanza, va, che le cose mi devono piacere. Cioè, è logico, Giusto. sono... Va bene Massimo, allora che cosa ci presenterai questa sera? Niente, volevo raccontare 2 barzellette così, tanto per fare ridere. 2 barzellette carine. Sì, abbastanza carine. Vabbè, allora cominciamo con la prima? E allora, la prima è un signore e una signora, no? Siccome questi due, dopo una giornata di lavoro, no? Questo signore arriva a casa, che è il marito della signora, giustamente appena arriva a casa, quello si siede nel divano, no? Allora la moglie giustamente entra, vedendo il marito dopo una giornata di lavoro che entra, no? Si sta nel divano, si accende la TV, allora la moglie entra, giustamente va subito in salotto, non è che va dal marito. Allora arrivando in salotto vede la giacchetta di suo marito, no? Suo marito si era levato la giacchetta Sì, praticamente, si era accomodato nel divano. Sì. Allora, vedendo questa giacchetta va subito a controllarla, no? Allora, e va a cercarti le sacchette, no? Va a controllare le tasche. Sì. Giustamente appena arriva trova un bigliettino scritto tipo Jessica e poi dei numeri. Aia. Allora, questa qua diventa pazza, dice sì, mio marito c'ha un amante. Oh, e corre. Trovando un bigliettino. Sì, certo. E subito corre là, in salotto, no? Va di dietro dal marito che vedeva la TV, no? Si gira e gli dà una bella schiaffeggiata dietro. Allora si gira e il marito, vedendo che la moglie lo picchia, gli fa, dice ma che stai facendo? Dice come che sto facendo? Ho trovato, dice, qua un biglietto scritto Jessica, dei numeri. Dice no, questa è, dice, una giocata che devo fare a un cavallo, dice, della Tris, che devo giocare. Basta, è finito. Cioè praticamente il biglietto era riferito a una giocata che lui doveva fare. Sì, sì. E il Jessica era il nome di un cavallo praticamente. Sì, sì. Allora, vedendo che è finita là, l'ha chiusa, non ha parlato. Cioè, la moglie praticamente gli ha chiesto scusa per lo schiaffo che gli ha dato. All'indomani di mattina, no? Il marito va in cucina e si siede nella sedia. Posa la giacca sempre... No, la giacca già era là a posto messa. Allora, entrando, arriva là, subito in cucina, gli fa, dice, la moglie gli va di dietro, si stava prendendo il caffè lui, e gli dà un altro schiaffo, no? Cioè in cucina stesso praticamente la moglie ci va e gli dà un altro schiaffo. Lui, il marito, si gira perché gli fa cadere tutto il caffè addosso. Certo. Gli fa, ma che ti ho fatto stavolta? Dice, telefono Cavaggio, dice che vuole parlare a te, vai. Forte questa. Bravo. Ed è pure nuova. Bravo Massimo. Va bene, carina come barzelletta. Vabbè, passiamo all'altra? Sì. Dai. Allora, c'è un ragazzo, no? Allora, suo papà, questo ragazzo andava a scuola, no? Allora, suo papà gli fa a casa, il giorno in cui stavano mangiando, giustamente, gli fa, dice, senti Enzo, dice, domani devi andare a scuola, fai l'esame, se la maestra ti promuove, no, come si dice? Ti promuove. Sì, io ti compro la Vespa, perché lui voleva la Vespa. Cioè praticamente se lui era promosso il papà gli faceva un regalo. Sì. Se invece ti boccia non ti compro niente. E allora, lui giustamente tutto contento, felice, l'indomani va a scuola e fa l'esame, tutto a posto. Ed è promosso? Sì, è stato promosso. Ritorna a casa tutto felice, che bello, ora mio papà mi compra la Vespa. Appena arriva a casa c'era suo papà, sua mamma e tutto, e si siede a tavola. Stavano mangiando, gli fa, papà, vedi che la maestra mi ha promosso. Dice, che fai, me la compri la Vespa? Sì, perché no, domani andiamo là e compriamo la Vespa nuova. Allora questo si parte, gli va a comprare la Vespa e lui tutto contento, beh. Appena arriva là, no? Si mette là, vede la Vespa, che bella, voglio questa. Dice, va bene, prendiamo. Il papà lo accontenta naturalmente. Allora lui tutto contento prende questa Vespa, si mette il casco, subito va a fare un giro. E camminava con la Vespa e prende lo scorrimento veloce, tipo uno scorrimento veloce. E la provava e correva. Allora, siccome la Vespa era nuova, ancora lui non è che la conosceva. Certo. Allora giustamente questo, viaggiando sullo scorrimento veloce, vede una macchina, allora fa il sorpasso e gli bussa nel finestrino. Alla macchina? Sì, e gli fa,
senti, la conosci la Vespa? E quello, ah, che dici? Non ti sento. E correva, ah, di nuovo, fa il sorpasso, gli bussa nel finestrino e fa, ah, la conosci la Vespa? Ah. Quello dice, ma che dici? Non ti sento, perché aveva lo stereo in macchina, Certo. non lo sentì. Allora questo sorpassa, vede un palo, lo prende in pieno, pum! Il ragazzo con la Vespa. Sì. E cade a terra, la Vespa si è spasciata tutta. Allora quello si ferma con la macchina e gli fa, che diceva? Ti diceva un aerofreno, scimunito. Hai capito? Forte pure questo. E niente, è questo, grazie. Comunque. Va bene, bene, ma abbiamo sentito le due barzellette raccontateci da Massimo. Allora, a che ci siamo? Possiamo fare di nuovo il tuo annuncio, no? Certo, Perché sei sempre in cerca dell'anima gemella. certo, giusto? certo. Massimo è di Marsala, ha 30 anni e cerca la sua anima gemella. Allora, Massimo, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? È una ragazza abbastanza seria, l'importante è che è simpatica e che mi rispetti, soprattutto e che mi voglia bene. Solo questo. Va bene, Massimo, tu lavori? Sì, Che lavoro fai? io faccio il marinaio. Massimo fa il marinaio, abbiamo detto ha 30 anni, è di Marsala, è un ragazzo sistemato e cerca una ragazza per poter passare il resto della sua vita, giusto? Certo, certo. Cerca insomma di sistemarsi una storia d'amore. Per cui, amiche telespettatrici, per chi fosse interessato a Massimo, può chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok? Alberto vi saluta e vi saluta anche Ciao, da Massimo. Ciao. Oh yeah.